A 2 mesi dalle elezioni regionali, mentre la politica caccia di schieramenti e alleanze tra le polemiche, gli industriali dettano le loro condizioni, nomi non ne fanno ma hanno le idee chiare. E visto che grazie anche ai primi effetti del Jobs Act sembra proprio che l'intesa con il governo Renzi continui su più aspetti, chissà se questo potrebbe avere ripercussioni sulla scelta del prossimo governatore. Nessun incontro comunque in programma con i candidati alla presidenza del Veneto, ma piuttosto una serie di incontri in ogni sede provinciale, l'ultimo dei quali è in calendario a giorni sulle città metropolitane per scegliere temi e soluzioni da proporre agli aspiranti governatori, ai quali verrà presentato un vero e proprio manifesto. Svilupperemo e valideremo un manifesto che presenteremo alla politica. Questa è la nostra visione del Veneto del futuro, quindi non ci sarà un dibattito con i candidati, ma ci sarà solo una presentazione di quella che è la nostra visione del Veneto. Intanto gli industriali sono convinti che sarà il Veneto a scandire il rinascimento dell'impresa italiana anche sul fronte dell'occupazione. Secondo Confindustria il Jobs Act è partito bene, ma non basta. Il Job Act ha tenuto ferme le assunzioni per molto tempo per chi non sapeva che cosa sarebbe arrivato. Adesso bisogna capire i prossimi passi quali saranno. A Soave, in provincia di Verona, un'azienda specializzata nella produzione di batterie d'avviamento prevede di assumere 30 nuovi dipendenti. Riguarderanno la stabilizzazione a tempo indeterminato di contratti preesistenti e diverse nuove assunzioni, sempre a tempo indeterminato. L'obiettivo è l'aumento dei consumi interni, creare prospettive di vita, un circolo virtuoso che per gli industriali è già avviato, con i decreti attuativi in linea con le attese e dopo che il presidente Zuccato aveva previsto una fiammata di assunzioni. Non c'è più questo stress dell'assunzione perché c'è una possibilità, nel caso le cose andassero male, di vedere un piano di uscita, però noi quando assumiamo lo assumiamo con l'intento di tenerci i nostri, anche perché investiamo in formazione con le nostre persone, e quindi credo che vedremo una crescita importante di occupazione a tempo indeterminato che determina cosa? Automaticamente aumento dei consumi interni.